Buonasera e ben chiatas con Gnovis, i Fuchs, che sono da ora fisca il Friuli Venezia Giulia di qualche dia, il primo art, una volontaria della protezione civile regionale, è stata sricciata di un arbolo, intanto che ci arriva di distudali flamis, d'ogni dei pompiers, dalla zona di Challenge, dal comune di Prepot. A sonda ormai arrivati i colleghi insieme col personale sanitario e quelli di cotta dal soccorso regionale, ma c'è arriva ad ora di Fanuie per salvare. E continua intanto la lotta contro il FUC, gli flammi sul Chiars che non serve, insomma, avevano oramai continuati, sono tornati a chiappafuarci per colpe dal Vinte che al Soflave, dagli sbandis di Gurizia e di Trieste. Via per la mattina è tornata a Viergi il TOC dall'autostrada A4, che è scerata di Marti, sempre in Monfalcone e l'Isert, e dopo di misdì a Viert completamente il traffico. Resti in fersi invece di trens a Sablice e Amian hanno lavorato cence Padindo e Canadair, purtroppo elicotters, centinaia di persone tra pompiers e volontari della protezione civile. E in Friuli invece continua a bruciare i fuochi dalla zona di Pulfar, sulla Monte Mia in Valresi, in particolare che sono località isolate dalla Val Chianale, con la strada che di Resi è esclusa, col fuoco che brucia su tutti i due rivis dalla Monte. Sul questo lavoro in due elicotters e la strada è scerata e controllata dalla protezione civile. Tali soris passadis, la sindachessa di Resi, Anna Micelli, ovin per tutti i turisti restas, bloccati di dismontare, facendo vigni su invece, cui aveva di tornare a chiase, ma la strada si può fare dome per motivi dalla massima urgenza. Il fum dai Fuchs ha occupato gran parte della regione, il nulla causionato dal fug di Povici di Sotti in Valresi, è arrivato per zone di Glemone e di Buie e si riveva Biodilu fino a Tumiece, in purtroppo comuni dall'Alt Friuli. Il fum dal Chiars invece è arrivato fino a Grau e Lignan, facendo sveali, dos località di mar, sotto di une penge colte grigie, su Monfalcone, gli ecolade di continuo la Cinise, tanto che i tecnici della Fincantieri sono stati obbligati a nettare i splats e i puins dagli snavs. Dalla città dei cantieri resta l'obbligo di doprare mascarinis FFP2 quando si è fure per colpe dall'alto numero di pulvin fin talayer. Si ascirà da di mattina l'esperienza di Govier dal vecchio presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi dopo l'evoluzione politica di Nossere che ha portato la Lega, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia a non votare la fiducia al Govier che i tre partiti facevano in parte. Draghi di mattina l'ha ingiornato sulla situazione la Camera dei Deputati e dopo le là dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma le dimissioni rassegnate e tornati a mandare in daur la settimana passate. Rabbie dal Partito Democratico, quindi dai ormai ex compagni di Govier, intanto che più di qualche politico di Forza Italia ha lasciato il partito Berlusconi. La fin dal Govier di Draghi ha lasciato male le categorie economiche che speravam in la naturale conclusione del mandato e no una fin anticipata in queste maniere. Non sono per aulis per contare il teatrico Vinvio Dutir, dice Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udin. Ossin davanti a un avvenimento negativo per l'Italia, come covente una soluzione che ha sedi adeguate a gestire la più grave crisi globale dagli anni 2000. Una scelta che assolutamente non giove al paese, dice invece il presidente di Confcommercio Giovanni D'Apozzo, e è una situazione incomprensibile di fronte di un aumento sempre più svelto ai costi e dall'inflazione, una decisione disgraziata alla giuntata. Una femmina di 79 anni è stata morduta dal quel dal Sotian, l'episodio è succeduto di Buinore, un momento prima dagli svoti a Malnis di Montreal in Valcelline. La femmina dismontando liete ha pestato senza volere la bestia che ha avuto una reazione immediata e imprevedibile. All'estate l'uomo acclamai soccorso in tal tempo anche a il chian di un anno in una stanza. La femmina di 79 anni è stata soccorruta dal personale del centro di Givoto e portata con l'ambulanza in tall'ospedale di Pordenone, le sue condizioni non sono gravis.
Un altro passo verso la realizzazione dall'ascensore al Chistiel di Udine è stato fatto dagli giorni passati con la pubblicazione dal BANT per la progettazione dell'opera. Da ora studi di fattibilità, l'ascensore costerà quasi 3 milioni di euro, di che più di metà sono garantiti dalla Regione. Il BANT arriva dopo le indagini archeologiche domandate dalla sovrintendenza, dopo i risultati delle perizie geologiche. Per arrivare all'ascensore si verrà di passare per il bunker antiaerei di Placia Prendimai, per dopo arriva su d'ogni dalla chiesa e dalla contadinanza. Al tornerà dopo 2 anni l'air show dalis Frecis Tricolor Salignan, la pattuglia acrobatica nazionale farà spettacoli dal CIL dalla località di Mario e Cuven a scominciare dalle squadre amiche dal dopo di misdì. Il spettacolo di sempre dentro dal calendario della PAN in tai ultimi 2 anni non è stato fatto per colpe della pandemia che ha obbligato a scancellare tutti gli appuntamenti dalle Frecis Tricolors. Crea un dormitorio d'ogni la plef di San Pieri in Chiarni per fare di maniera che 2 fraris poi di invivi fisse lì dentro e garantire che la storica iglesia poi di essere stesse timp controllate e vierte al pubblico. Il progetto che la tagliaf per Giordano Cracina plevan di Giui Sintinlo. Ben, San Pieri la Glesi e Mari da Chiarnie e bastare svegni il di da scienze, quando vegni in cui scrosi di tutti i paesi da Chiarnie, anche da Valade da Gail, anche dal Chiador, anche dal Medio Friul, per capire c'è che vuol dire che queste Glesi e Mari, con tutte le ricchezze spirituali e culturali che ha denti, anche con i soparis d'arte che ha denti. E quindi è un look di attrazione, o di stimole, proprio nome qualche un al passe per sotto, al viot, per zore sul cielo di queste monti, queste play, alla voi di venire su aviodi e quindi noi varessimo in voi che fosse sempre quella parte vierte. Le difficoltà sono che o vengono procedure che si complichino perché o varessimo in voi di realizzare un picciuleremo in modo di due monaci o monache che attengono in vierte o varessimo le persone già disponibili e si augurino che arrivino a capire che lo facciamo proprio per il bene del territorio di Int. Proprio perché d'ogni in sud anche la Polse, che è il centro ecumenico di cultura, accoglienza e spiritualità, dove che con 12 settori che sono stati creati, noi procuriamo di offrire anche la possibilità di conoscere la natura con l'or botanico, di allenarsi sul campanili, ecco, con la scuola dei campanotadores, di chialare il Cile, gli steli con l'osservatorio astronomico, di sentire la passione anche per le, perché vengono un'erci confraternite anche create, e dopo la biblioteca, e dopo altri settori musicali e artistici, in modo che alla polse si può svignare a fare una polse, perché c'è anche un ristorante e sono anche chiamare, si poi venire qui un po' a ricrearsi, a sentire la bellezza anche da vita, perché si ha bisogno di polsare, no beh, l'anta di stirarsi dal sorelli, ma venite a respirare l'aria buona di questi smonzi. E anche per lo signor le tutte, nuovi alle torne, domani sera sempre a Snuf Mancul Vinche, mandi e buona serata dei Viodici.